Dramma familiare in via Van der Velde a Quesmes, piccola località vicino Mont in Belgio, con protagonista una famiglia di Palma di Montechiaro. Giacomo Caizzi, 50 anni, ha ucciso a colpi di arma da fuoco la moglie Provvidenza Tannorella, di poco più giovane di lui, e poi si è tolto la vita. L'intero quartiere è in stato di shock. I vicini, che li conoscevano anche bene, lontanamente si sarebbero aspettati una cosa del genere. I residenti hanno parlato di un uomo apparentemente tranquillo, 3 figli, 2 ragazze e un ragazzo. Jack l'ho visto un paio di giorni fa sulla terrazza di un caffè, mi salutò, ha detto un vicino di casa. Un altro, descrivendo la sua compagna, ha parlato di una donna coraggiosa, disponibile, molto bella. Ma come ha sottolineato un altro vicino di casa, nessuno sa cosa succede dietro le porte chiuse. Sembra che la coppia stava avendo difficoltà da qualche tempo. La famiglia, che gestiva il caffè Blunderbuss vicino Mons, domenica l'attività commerciale era chiusa per motivi proprio familiari. Si leggeva scritto su un cartoncino affisso alla saracinesca. A quanto pare, nonostante l'età, Provvidenza Tannorella dava regolarmente una mano a suo figlio al caffè, il che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe provocato tensioni in casa. Giacomo Caizzi non accettava questa situazione e a quanto pare già aveva minacciato più volte la moglie. È stata una delle figlie della coppia a scoprire cadaveri, quello della madre sul pavimento di una delle stanze, quello del padre nel letto coniugale. L'uomo comunque era noto al tribunale per reati gravi. In precedenza era stato arrestato per tentato omicidio nei confronti di un nipote. Possiamo certamente parlare di morte violenta, ma non sappiamo per ora di più, ha detto Marc Garin, il capo della polizia. Esperti procuratori hanno esaminato la scena del delitto nei minimi dettagli. Ci sono poche possibilità che vi sia un intervento di una terza persona. Molti parenti delle vittime sono andati a casa dei coniugi Caizzi e, come spesso succede in queste situazioni, i media non sono stati benvenuti. La troupe di RTL è stata minacciata e un fotografo dell'agenzia belga ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del locale ospedale dopo essere stato violentemente attaccato e aggredito da circa 6 parenti delle vittime. Lo stavano linciando e provvidenziale è stato l'intervento dei poliziotti, che sono intervenuti dopo averlo visto a terra sanguinante e con delle persone che lo colpivano ripetutamente.